Che cos'è un suono? Allora, naturalmente tutti sanno che cos'è un suono, ma dobbiamo dare una definizione un poco più precisa. Allora, un suono è una vibrazione della pressione dell'atmosfera. In sostanza, se io faccio così, mando un'onda di pressione, anche voi naturalmente non la sentite perché io sono con una mano in un mese, ma se fossi già, invece che una mano, questo fosse un grande paravento, voi sentireste che vi arriva un'ondata di aria, eccetera. Questa onda si propaga perché? Perché l'aria è un mezzo elastico e quindi è come se avessi della gomma a piuma davanti, io gli do una spinta o delle molle, diciamo, queste molle trasmettono e questa onda si propaga con una velocità che è caratteristica del suono. La velocità è dell'ordine di 340 metri al secondo e quindi è la velocità degli aerei supersonici. Allora, quando una vibrazione dell'aria ha una sua regolarità, diventa un suono. Cosa vuol dire regolarità? Vuol dire che nella stessa unità di tempo c'è sempre lo stesso numero di vibrazioni che arriva, per esempio 100 al secondo. Ecco, dite, ma io non sento nessun suono. Ecco, non sentite nessun suono perché sono troppo bassi, ma supponiamo che io sia invece una zanzara e ho le ali, va bene? E vibro, nel senso che sto facendo questo lavoro qui con la letta, e questa letta quindi dà all'aria una pressione periodica, come dicono i fisici, nel senso che se la zanzara non fa delle frenate, mi spiego, se gira e torna a me prima di pugni fa, ecco, quello è già un suono, nel senso che non solo il vostro orecchio lo percepisce, ma è anche abbastanza costante. Naturalmente poi se lei si ferma è chiaro, quello è il momento in cui non c'è perché vuol dire che ecco, quando la zanzara abbassa il vibrare delle ali, questo suono scende. Quando la zanzara accelera, il suono sale. Cosa vuol dire sale e scende? Vuol dire che la frequenza di questa onda di pressione è scesa, poi è salita. Frequenza, ripeto, vuol dire quante onde, no, quante di queste onde vi percuotono il nostro orecchio nell'unità di tempo. Ora, dobbiamo chiedere questa regolarità per fare un suono, perché anche questo è un'onda di pressione, ma è così disordinata che non riusciamo a attribuire una frequenza. È un misto di frequenze, capite? Sarebbe come se fosse un colore puro, un suono. Cioè, una cosa a cui riusciamo a attribuire una certa altezza. Allora, per esempio, questi suoni sono suoni acuti. Sto scendendo. Questo è il suono più profondo che può fare questa pianola. Va bene. Allora, voi potete immaginare, molto ragionevole, che suoni profondi o suoni acuti vengono prodotti da oggetti grandi e oggetti piccoli. È molto naturale perché l'oggetto piccolo, diciamo, si mette in movimento rapidamente, anche non so, il suono che fa un topolino è uno squitio molto alto, mentre il barrito dell'elefante è una cosa, questo dipende dalle dimensioni. Sapendo che cos'è un suono, ecco, entriamo nell'ordine di idee di che cosa ci si aspetta dall'orecchio umano per apprezzare i suoni musicali. Intanto, i suoni musicali, per tradizione occidentale, perché in altri posti non è così, non vanno con continuità, cioè, capite, questo ha sempre la stessa frequenza, si può passare a un altro, ma non c'è un modo nella musica tradizionale di passare con continuità. Continuità vorrebbe dire questo sarebbe con continuità. Nella musica tradizionale invece si va a scatti. Ecco, non che non ci sia la possibilità fisiologica di farlo, ma nella musica tradizionale si adopera poco, in musica si chiama glissare questo, certo uno lo può fare anche con la chitarra, però nella maggior parte degli strumenti si va per scatti. Allora,
Diciamo, cos'è che l'orecchio musicale, almeno nella nostra educazione, che poi non è solo nostra, perché questo sta per dire è vero in tutti i popoli, in tutti i tempi, distingue l'orecchio musicale da un orecchio musicale. Intanto dobbiamo saper far coincidere, riconoscere due suoni che hanno la stessa frequenza. Riconoscere vuol dire che mediamente, cioè, per lo più i segnali non sono segnali musicali, segnali acustici, hanno una frequenza base che è quella che noi dobbiamo riconoscere, ma poi sono sporchi, come dire, non sono delle belle sinusoidi, per chi sa cosa sono le sinusoidi, sono all'incirca delle sinusoidi disturbate, come un segnale disturbato da un rumore. Allora, l'orecchio musicale deve anzitutto saper sovrapporre, far coincidere due suoni. Per esempio, io emetto un suono a caso con la mia voce, oh, adesso io lo cerco sulla tastiera, oh, sono arrivato, oh, va bene? Non esiste nessun animale di cui sia stato dimostrato che sanno riconoscere queste cose, eppure tutti voi sapete farlo. C'è qualche rara eccezione, non avete la stessa prontezza di uno che ha esperienza, ma se io lo faccio cercare, ecco adesso per esempio uno mi emetta un acuto e io lo cerco qui, nessuno coraggio. Allora tiriamo fuori un altro piccolo armamentario che mi diletta un poco, è meno noioso. Ho trovato una volta in giardino delle canne di bambù tagliate. Allora queste canne sono dei tubi, come sapete una penna biro senza il suo interno, che sono chiuse dalla parte opposta dalle naturali strozzature. Adesso io soffio e metto in vibrazione l'aria e quest'aria, per un effetto fisico che si chiama effetto Venturi, che conoscono bene i velisti, crea un'oscillazione dentro questo tubicino dell'aria. Questa oscillazione è più o meno frequente a seconda che il tubo sia lungo o corto. Quando il tubo è lungo ci mette tanto tempo a rimbalzare, per intendersi. Quando il tubo è più corto ci mette meno tempo a rimbalzare. Ecco, allora dicevo, la prima attitudine musicale è vero? È questo o è l'altro? Quale dei due? Questo o l'altro? Ecco, allora questo è il secondo effetto che tutti abbiamo. Quando abbiamo questa confusione, non sappiamo se scegliere questo o questo, questi due suoni, è una cosa meravigliosa ed è questo che ha scoperto Pitagora, hanno una frequenza esattamente uno il doppio dell'altro. Guardate che questo non è affatto scontato. In altre parole, se io emetto un suono con una certa frequenza e poi ne emetto un altro che ha esattamente la frequenza doppia, il mio orecchio fa fatica a distinguerli perché in qualche modo li identifica. Questa identificazione è stata nel momento in cui io vi ho detto che questo, che effettivamente è questo, invece prima vi avevo detto che era questo. Lo facciamoli insieme. Sono due o è uno? Ecco, allora molti mi diranno che sono due perché hanno l'orecchio educato, però per alcuni potrebbe darsi che dicesse uno solo. Adesso io ne aggiungo un altro e un altro. Più o meno, è sempre la stessa cosa, o no? Sì, se io vi dicessi prendete questa nota, prendete sempre la stessa nota. Ecco, questa somiglianza, questa equivalenza è talmente forte che in musica è stato dato a questi suoni diversi lo stesso nome. Questo è il motivo per cui tutti questo per esempio si chiama fa diesis, ma non ha nessuna importanza, ma si chiama fa diesis questo, si chiama fa diesis questo, si chiama fa diesis questo. Vabbè, questa è una questione di nomi. La cosa assolutamente straordinaria è che se andate a misurare qual è la frequenza di questo, per esempio, prendiamo per esempio questo, 440, va bene, 880, 1760, 3520,
e la cosa è talmente precisa che appena sgarrate di poco ve ne accorgete. Adesso non occorre essere dei grandi musicisti per sentire cosa intendo con una ottava. Si chiama ottava in musica, ma è un nome veramente equivoco. Si chiama ottava questo intervallo, cioè quando due suoni hanno una frequenza uno doppio dell'altro si dice che stanno in un intervallo di ottava. Adesso, cosa ho fatto io qui? Io ho qui due tubetti in cui la parte dal foro fino alla stozzatura è esattamente per come può essere un pezzetto di bambù, uno lungo il doppio dell'altro. Adesso io li suono uno dietro l'altro. Sentite che sono la stessa cosa? Se uno ha un orecchio musicale buono sente che c'è una stonatura. In altre parole, il suono alto non è veramente un ottavo, è un ottavo un po' sbagliato. Di quanto è sbagliato? Nella fattispecie diciamo che invece di essere 2, questo potrebbe essere 2,01. E già il nostro orecchio, se è un po' educato, dice ma sei stonato. Se si suonano insieme queste due note, non sono così armoniose, non posso suonarle insieme, ci vorrebbe uno che non ce la faccio. Non ce la faccio. Ma comunque se riuscissi a suonarle insieme, sentireste una certa dissonanza che è dovuta a quella piccolissima differenza.